Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Qui Parlamento. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, grazie Andrea, buon lavoro a entrambi, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1183, avete appena ascoltato i The Silvers con Boogie Fever del 75 e noi cominciamo immediatamente in medias res con Qui Parlamento, perché signori è tornata a trovarci Laura Cavandoli. Buonasera e bentornata. Ciao Antonino, buonasera a tutti. E allora, torniamo sul tema dei cavalli. A che punto siamo? Siamo in un punto molto divertente, devo dire, perché stiamo facendo le audizioni. In Commissione Agricoltura ne abbiamo fatte una decina quasi la scorsa settimana. Domani, nella pausa dei lavori intorno alle 13:30, 14, riprendiamo con una serie di audizioni che ci auguriamo essere un po' più concrete rispetto a quello che è successo la scorsa settimana. Fra l'altro io ne approfitto di Radio Libertà per rispondere, perché ho visto proprio oggi che questa associazione che si chiama Animal Equality ha pensato bene di criticare le mie dichiarazioni durante le audizioni. Loro hanno fatto un'audizione in cui dichiaravano che bisognava proibire la carne di cavallo e trasformare i cavalli in animali d'affezione perché ci sono delle violazioni delle norme sul benessere animale, perché ci sono delle macellazioni non conformi o con gravi irregolarità. Ecco, noi abbiamo cercato di, dalla parte dei banchi dei consiglieri, dei commissari, insomma, della Commissione Agricoltura, abbiamo cercato di spiegare come una legge va a sovrapporsi sopra a quello che è la normativa attuale. Quindi se c'è una normativa attuale che prevede norme sul benessere animale, che tra l'altro l'abbiamo votata lo scorso anno, o che comunque va a indicare come devono essere macellati i cavalli, quali sono le caratteristiche anche organolettiche, insomma, che devono rispettare, è evidente che questa normativa è già vigente, tanto è vero che loro stessi hanno ammesso che avevano provveduto ad avvisare la procura che ha aperto dei procedimenti giudiziari, quindi si parla di normative già attuali, già vigenti e già in essere. Quindi inserire una nuova normativa non va sicuramente a introdurre correttivi a quanto
è stato denunciato. Quindi sentirsi dire che si vuole vietare l'allevamento dei cavalli in Italia, il consumo della carne di cavallo, l'utilizzo dei cavalli anche per fini sportivi, per fini turistici, per i pagli, quindi per fini culturali, per fini della nostra tradizione, perché ci sono delle violazioni, abbiamo spiegato che è assolutamente risibile, se non inutile, perché è chiaro che si parla di due piani differenti. Ecco, io sono stata accusata di fare propaganda e mistificazione. Perché? Perché secondo un sondaggio che hanno loro, che l'83% degli italiani dichiara di non consumare carne di cavallo e addirittura il 73% ha ammesso di provare empatia per questi animali e che li considera alla pari di cani e gatti. Ora, ma io non riesco a comprendere questi sondaggi, perché è chiaro che io posso anche pensare che i coniglietti non devono essere macellati, non devono essere mangiati, anzi per me sono addirittura più da tutelare di più rispetto ai cavalli, ma mai e poi mai, magari non li consumo, ma poi mai mi permetterei di vietare a chi li utilizza, ma soprattutto, diciamolo, a chi li alleva, a chi ne fa un uso sportivo, a chi ne fa un uso comunque permesso culturale dalla legge, come sempre è stato per i cavalli, perché devo vietarlo? Cioè, semplicemente chi ha questa sensibilità si asterrà dal mangiare carne di cavallo, si asterrà da andare a vedere un paglio, si asterrà da andare a vedere una prova di equitazione. E tra l'altro il direttore della Federazione Italiana per l'Equitazione, quindi la FIPE, che si occupa non di tutte le attività sportive con i cavalli, ma insomma di una buona parte, ha spiegato effettivamente tutto quello che è il percorso, peraltro regolamentato da una legge recente per gli animali, per i cavalli che fanno competizioni sportive, e ha anche spiegato come la normativa che si vuole introdurre andrebbe a cozzare con la normativa sul doping, che è internazionale e chiaramente sovraordinata rispetto al nostro statuto, dal momento che le gare sono olimpiche o anche nei circuiti internazionali. Quindi devo dire, è stato un discorso molto ampio, ci sono stati degli allevatori che hanno spiegato così che hanno una serie di normative e una serie di riguardi nei confronti degli allevamenti dei cavalli che rispettano. Però c'erano ovviamente queste associazioni. Io faccio fatica a chiamarle animaliste, perché non credo che si faccia il benessere degli animali nel trasformarli in animali di pezza, nel trasformarli in peluche, però così si sono proclamate e quindi in questo modo loro ritengono che ogni utilizzo del cavallo, diverso dal portarli a spasso senza cavalcarli ovviamente, e dargli da mangiare, diventa per loro sfruttamento. Quindi per quello che ci riguarda andiamo avanti, c'è purtroppo, e non ci piace, tanta propaganda ideologica e comunque sia, diciamolo, anti-italiana, anti-economica, perché comunque vanno a cozzare con la nostra filiera dell'allevamento dei cavalli, sia per quelli da corsa, sia per quelli delle attività sportive, ma anche quelli appunto che sono poi indirizzati verso il consumo alimentare. Quindi diventerebbe veramente approvare queste proposte di legge diventerebbe veramente una mistificazione di quello che sono gli interessi del nostro paese, anche perché ovviamente si aprirebbe agli allevamenti dall'estero e al consumo che si farà all'estero della carne di cavallo, quindi si va a chiudere un comparto che comunque è un comparto di qualità per aprire all'invasione estera. È un po' un percorso che devo dire la sinistra ha sposato, quello di questa esterofilia anche dal punto di vista economico, che va quindi a conciare contro gli interessi del nostro paese. Sinceramente non vediamo noi della Lega in modo particolare questa esigenza, anzi vogliamo tutelare i nostri allevamenti, vogliamo tutelare la nostra filiera, vogliamo tutelare chi ama i cavalli e chi li ama perché questi cavalli, come negli ultimi millenni succede, facciano quello che devono fare. Domani avremo quindi un'altra serie di audizioni e vedremo quello che succede. Fra l'altro mi permetto di dire, sono stata anche accusata, no, di dire che noi non volevamo le misure normative che hanno inasprito
le sanzioni per chi viola le norme del benessere animale lo scorso anno. Ecco, secondo questo signore noi non le volevamo, eppure le abbiamo votate, quindi noi o siamo schizofrenici oppure questi proprio pur di accusarmi di qualcosa che non abbiamo detto e che non abbiamo fatto, evidentemente inventano più qualunque cosa. Però sai Laura, mentre tu parlavi io ho fatto un sogno bellissimo, perché avvocato, glielo dico con animus ioci, non con animus noci, però tu prova a pensare, no? Il cavallo animale d'affezione, ma nulla vieta che per esempio una vacca io me la potrei mettere in salotto come animale o anche un coccodrillo, che ne dici? Ma guarda, Come la famosa barzelletta di quello che a un certo punto si presentò passeggiando con un bassotto molto lungo e il bassotto sbranò un alano che passava con un atteggiamento imperiale. Ma come ha fatto il bassotto? Come ha fatto? Sapessi quanto mi è costata la plastica al coccodrillo. Quindi, non lo so, cioè, sai, c'era uno, era quello che vedeva la vacca nel corridoio. Ecco, io potrei avere la vacca nel corridoio per davvero, come animale d'affezione. È un sogno bellissimo. Ma guarda, dove ti finiremo, posso dire, Laura? bravo, è proprio quello lì. Perché c'è stato qualcuno che proprio mercoledì scorso lo ha detto, che trasformare i cavalli in animali d'affezione, ha detto proprio così, è un primo passo. E quindi a questo punto quale sarà il secondo passo? I conigli, le mucche, i maiali? Vuol dire che non si potrà più mangiare nessun tipo di carne, nessun tipo di animale? Perché il passaggio è un attimo, Quindi se si dice che questo è un primo passo, alla fine c'è un legislatore che va a bloccare le libertà individuali, oltre che ovviamente quelle che sono, diciamo, le normali tradizioni gastronomiche, ma anche il normale modo di nutrirci che c'è nel nostro paese. Io credo che ci sia da stare molto attenti su questa proposta di legge, che ha fatto ridere, molti, devo dire, fa sorridere, è vero, i tanti, ma è veramente il rischio di una deriva ideologica che va alla fine a influenzare le scelte che ognuno fa, anche solo per mangiare tutti i giorni. Tolgo qualcosa dal piatto. Ecco, quello non si può mangiare perché a qualche sparuta parte della popolazione dei deputati, insomma dei parlamentari, decidono che così deve essere. Credo che sia veramente pericoloso. È chiaro che poi il passaggio è quello che fai tu, anche l'elefante, l'animale d'affezione, ci mancherebbe. Poi dopo mi dici dove lo tieni. Però, quello mi viene evidente... un po' difficile, in effetti. Il leone anche. Pensa, che... il maiale animale d'affezione, sai le grida vedi? che si alzerebbero dalle porcilaie di tutta l'Emilia Romagna? Ma non dei porci, degli allevatori. Ma è questo che dico, alla fine cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assecondare queste derive ideologiche? Lasciamo la libertà alle persone. Se un settore, ma perché poi ce lo diciamo sempre, se un prodotto, se un settore non interessa perché nessuno ha bisogno di mangiare la carne di cavallo, benissimo, il settore avrà la sua morte naturale dal punto di vista economico. Se invece la carne di cavallo ancora adesso ha degli estimatori, ha chi la consuma, ha chi la sceglie, permesso che ci sono medici che la consigliano per l'elevato tasso di ferro, che quindi è risolutiva e evita trasfusioni o evita comunque integratori che hanno tutto un altro costo. Quindi se c'è un consumo, se c'è un mercato che peraltro è in aumento, qual è il problema? Vuol dire che si sostiene da solo dal punto di vista economico, non ci sono contributi pubblici. Quindi lasciamo che la libertà del mercato vada nella direzione che deve andare, in cui deve andare. Se invece ci sarà un superamento, ma per motivi ideologici, di sensibilità, può tutto essere. Allora il mercato si spegnerà e si spegnerà da solo. Non vedo perché il legislatore debba intervenire con dei divieti. Infatti. Sai cos'è questa bella cosa che hai appena descritto? Una cosa che toglie milioni di poveri dalla strada ogni anno, si chiama capitalismo.
Esatto. Senti, Laura, io ti voglio ringraziare come sempre e al piacere di ritrovarti presto. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e siamo sempre a disposizione qua dalla Camera dei Deputati, ti salutano anche i miei colleghi, sentirete il sottofondo. Sento. Mi salutano tutti. Grazie ancora, un abbraccio di nuovo. Buona serata, ciao. Ciao. Sigla, e però diamo solo un jingle e chiamiamo l'ospite successivo che ci sta già aspettando. Natalia, per favore, vai pure. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, io mi scuso per il ritardo, ma signore e signori, al telefono c'è lei, la nostra eurodeputata Anna Maria Cisint. Buonasera Anna. Buonasera e grazie a tutti, grazie. Allora Anna, intanto grazie del tempo e della santa pazienza che hai ogni volta, con me soprattutto. Però detto ciò, entro subito in argomento. Qui tra le mani la nuova di Venezia e Mestre di stamattina. PD, partito dell'Islam, sulla moschea Cisint infiamma lo scontro. L'europarlamentare della Lega di nuovo in città dopo il caso dei volantini sugli autobus. I Dem rispondono: chi non ha idee fomenta le paure, chi le ha le traduce in atti concreti. Io non l'avevo ancora visto un volantino per le elezioni in Italia scritto in bangladino. Cos'è? Bengalese? Che cos'è? È bengalese. Ma allora, intanto il PD, io guarda, sono davvero molto preoccupata perché con questa azione che sta facendo il PD, che tra i propri candidati annovera bengalesi che scrivono i volantini in bengalese con la bandiera del Bangladesh e scrivendo "vota me che porto Allah" all'interno del comune, immaginando l'Islam politico che entra dalla porta principale e autorizza il velo integrale, tutto ciò che sta nel Corano. Io penso che non si tratti di una questione di paura o di non avere idee. Peraltro io devo dire che ho governato una città per 9 anni e ho vinto i primi turni, quindi le offese loro le devono portare a loro stessi. La questione è un'altra, la questione è che purtroppo il PD è diventato il partito islamico in Italia. C'è una connessione fortissima, e l'abbiamo visto e l'hanno anche detto gli stessi islamici, tra la sinistra e l'Islam radicale, quello che ha intenzione di scegliere la strada dell'applicazione del Corano quando il Corano si contraddice alla legge italiana. Tra l'altro in quei volantini uno dice intanto pure, noi lo stiamo mostrando il volantino.
Ecco, ma pensa che uno dei candidati dice votateci, votatemi perché così modifico il piano regolatore, le moschee non sono sufficienti perché sono tutte irregolari, no? Quelle che sono a Venezia Mestre. Tra l'altro il comune ha vinto una importante causa, come ho vinto io a Monfalcone, al Consiglio di Stato, perché ovviamente le moschee che sono presenti sono tutte non conformi al piano regolatore e alla destinazione d'uso, oltre al fatto che io ritengo che siano comunque irregolari tutte, visto che non c'è l'intesa prevista dalla Costituzione. E questo dice in bengalese, ovviamente, perché non siamo in Italia, a loro avviso. E beh, votateci perché così modifichiamo il piano regolatore, facciamo la moschea, quella di Via della Giustizia, diventerebbe una moschea tra le più grandi d'Europa, vale dai 20 milioni ai 30 milioni. E a proposito di integrazione, là dentro immaginano un'enclave dedicata solamente alla loro popolazione. No, ecco, quindi il PD è tramite di queste scelte, con una preoccupazione ulteriore che noi abbiamo, perché non credo che tutti sappiano, ma insomma noi abbiamo avuto anche un incontro con gli esponenti francesi dell'intelligence che ha redatto un report che ha consegnato a Macron, dove si dice con chiarezza che l'obiettivo, anche già entrato in Italia, già inserito abbastanza anche nei nostri tessuti sociali, è quello, soprattutto dei fratelli musulmani, è quello di islamizzare, cioè di portare l'Islam politico, che è praticamente la sovversione, usa questi termini, sovversione del sistema democratico, cioè vi spostiamo un po' più in là, governiamo noi e applichiamo la Sharia, che vuol dire la sottomissione. Se io avessi detto queste cose, guarda, 5-6 anni fa, che le vedevo già benché avviate nella città che governavo, mi avrebbero detto che sono una pazza, mi hanno detto anche di peggio, a dire la verità, in questi anni. Invece, purtroppo, posso confermare con grande tristezza, ma non arretrando di 1 millimetro, che tutto ciò che ho visto accadere si sta esattamente verificando anche in tempi molto veloci. Perché adesso quei volantini, il Partito Democratico che introduce i consiglieri bengalesi, che spiegano che portano Allah in comune, e quindi anche il Corano, e quindi la teocrazia, no? Spazza il nostro sistema democratico. E nell'attesa il PD non ha ben capito che per raccimolare un po' di voti, a Venezia sono tanti ovviamente i bengalesi, no? Per raccimolare dei voti si vende, e vende il nostro paese, capisce? Questo è il punto, vende il nostro paese alla teocrazia islamica, e poi quando loro avranno la possibilità di aver numeri adeguati per fare direttamente un bel partito islamico, come è già successo a Monfalcone, come succede a Roma, con Muro 27, come sta succedendo a Torino, beh allora sposteranno un po' più in là anche questi del Partito Democratico e ovviamente procederanno come già accade in moltissimi paesi che anche conosciamo e di cui sentiamo i risultati. Ecco, quindi a Venezia oggi possiamo affermare con molta preoccupazione che questa è una realtà ormai oggettiva, tra l'altro con una Costituzione italiana che dice che siamo un paese laico e con un partito di sinistra abbinato ad altri che invece sostiene, insomma, no, che Allah possa entrare in comune. Siamo arrivati a un livello incredibile. Infatti, io aggiungerei anche un'altra cosa. Natalia, mostra questa seconda immagine che io ho mandato ovviamente alla nostra Anna prima della nostra chiacchierata. Questa arriva direttamente. Esatto, questa arriva direttamente al quotidiano La Sicilia e c'è questa candidata, tal Carmela Lombardi detta Lina, che però ha il velo e tutto, quindi è un'italiana convertita all'Islam, candidata di Rosa Sindaco. Sentite un po' qua, questo è il suo slogan, non vi sto raccontando niente, sotto è scritto in arabo, in italiano c'è scritto Dio è uno solo,
Allah per il musulmano, Dio per il cristiano, ma sempre lo stesso unico creatore. Così deve essere anche per noi, un solo interesse soprattutto, la città e i suoi cittadini. Punto di domanda, che cacchio c'entra Dio e la sua eventuale unicità con governare Agrigento? Capisce, questo uno dei punti, no? Come anche nei volantini dei candidati bengalesi, e adesso stiamo anche esaminando altre questioni che ci sembrano molto, molto preoccupanti, però la questione è che loro subito l'hanno sottolineato: entra Allah in comune, vota per me che così portiamo Allah in comune. Ma sappiamo che cosa significa? Sappiamo cosa significa che la teocrazia, cioè lo Stato e la religione si fondono insieme e quindi comanda un unico soggetto, che è quello teocratico, quello che stiamo vedendo in moltissimi paesi di cui conosciamo poco, ma che non rappresentano sicuramente degli esempi di democrazia. Guarda, oggi abbiamo inaugurato qui al Parlamento, la Silvia Sardone ha inaugurato una mostra delle donne afghane, no? E Sì. la persona, l'autore, ha vissuto dei periodi in Afghanistan. Quello che capita alle donne afghane, che non possono neanche studiare dopo i 13 anni, e che quindi nel tempo non ci saranno più medici donne, causa una problematica, oltre al fatto che a loro è vietato parlare in pubblico, esporsi, eccetera, eccetera, ma addirittura lo studio causa che la società del prossimo futuro non avrà donne istruite, non avrà donne medico, non avrà donne avvocato. E pensate che la donna oggi non può essere che curata da un'altra donna, e quindi si pone una questione anche di futuro della salute delle persone. Quindi è da tenere in altissima attenzione questa radicalizzazione. La radicalizzazione è sottomissione, ed è la sottomissione delle persone, ed è la sottomissione anche di un paese, di logiche ideologiche che sono veramente contrarie anche alla dignità umana, alla dignità della persona. Per cui noi siamo davvero preoccupati. Ero a Venezia ieri, a Mestre, perché ciò che sta emergendo è gravissimo, e il PD e la sinistra sono complici di questo. Il PD e la sinistra sono complici della radicalizzazione che stanno portando avanti gli islamici, che sono ovviamente intenzionati a fare quelle azioni ben descritte anche nel report dell'intelligence francese. Dopo ci chiediamo anche perché non chiedono il conto alle associazioni, l'UCOI, io lo ripeto da tempo, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, perché non presenta il bilancio dal 2020, da dove arrivano i soldi? Da dove arrivano i soldi? Vogliono candidarsi? Beh, allora che firmino un atto con il quale si impegnano a rispettare la Costituzione e l'ordinamento giuridico italiano. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo anche tutelare questo paese, credo, no? Ecco, queste sono le nostre, sono azioni di tutela del nostro paese, dei nostri cittadini, e anche la garanzia di avere un futuro come popolo, come paese, perché le alternative che loro propongono sono quelle: fateci entrare, velo integrale, moschee, cimiteri islamici, poligamia. Questa è la questione. Sai, io la settimana scorsa ero davanti alla stazione a Castano, aspettavo mia figlia. A un certo punto io l'ho vista alla sedicente accoglienza di sinistra. 2 donne, perché qui a Castano abbiamo una grossa comunità pakistana, 2 donne, tutte e 2 con il velo, tutte e 2 fasciate negli abiti, tutte e 2 al telefonino, una delle 2 addirittura con la mascherina nera in faccia, proprio a occultare completamente il suo volto. Se questo è il futuro, se questa cosa sarebbe aprirsi a nuove culture o il meticciato, no grazie, no grazie, perdonate ma no grazie. Cioè, che liberazione è per la donna una roba così? Me lo spieghi? Lo chiedo a te che sei guarda, donna. la donna è considerata un oggetto sessuale. Questo è, quando raggiungi l'età fertile,
il papà, che è il tuo proprietario, tu sei proprietario del padre, ti trova un marito che non scegli tu e diventi di proprietà del marito. Poi a seconda della ovviamente provenienza, ma anche della corrente islamica a cui appartieni, perché se appartieni ai fratelli musulmani, che ricordo sommessamente che in molti paesi sono stati, tra virgolette, bollati come vicini al terrorismo, se appartieni ai tabligh, se appartieni ai salafiti, allora questi sono talmente radicalizzati e tu li individui subito, le donne con tutta la copertura del burka nero, i guanti, non si vede neanche un centimetro di pelle, perché comunque non puoi essere guardata. E questo è, e allora quello che però mi fa più rabbia è che noi, gli italiani di sinistra in particolare, ci penalizzino il futuro del nostro paese, perché non è solamente una questione di rispetto della donna. L'Islam politico vuole governare il paese, cioè siamo al di là oggi della tutela delle persone, della donna islamica. Oggi noi dobbiamo pensare se ci saremo o no fra 25-30 anni. Perché loro hanno, e del resto lo dicevano, con le nostre pance e le vostre leggi. Noi abbiamo proposto una legge, abbiamo presentato una legge recentemente con i nostri deputati Dreosto e Pizzimenti in Parlamento. E la nostra proposta di legge va proprio verso la necessità di regolamentare ciò che oggi non è regolamentato, perché l'assenza della firma dell'intesa, quell'intesa prevista dall'articolo 8,3 della Costituzione, cioè un rapporto tra Stato e religioni che individui le regole di ingaggio, che non c'è, ci porta a non aver contezza di quello che loro devono rispettare. Quindi in questa proposta di legge noi diciamo: tu vuoi fare il culto ufficialmente, allora ci deve essere una mappatura dei centri, bisogna che quelli vengano autorizzati, nel senso che ci debba essere una compatibilità urbanistica. Tu devi firmare la Carta dei Valori, devi dire che applichi la legge italiana anche se si contraddice con il Corano, che sei contrario alla poligamia, che sei contrario alle spose bambine. Cioè va fatta questa cosa in maniera assolutamente, anche rigida nella applicazione e nell'approvazione. Quindi speriamo che quella proposta di legge vada avanti, perché risolverebbe tanti problemi anche di controllo, no? Ad esempio a Mestre hanno comprato sto terreno, vogliono fare questa moschea la più grande d'Europa, ma il piano regolatore non prevede che lì ci sia un edificio di culto. Allora io dico, se tu ti candidi per diventare consigliere comunale e già sei uno che viola con le intenzioni, ci scrivi fuori moschea, sei andato a fare il Ramadan, ma la legge italiana dice che i piani regolatori comandano, che altrimenti c'è un impatto urbanistico drammatico per tutti. Allora come mai tu, che sei un candidato, non ti rendi conto che sei il primo che deve rispettare la legge, no? Ecco, quindi io penso che noi dovremmo essere un po' tutti più attenti a non essere buonisti, perché oggi c'è tanto a rischio. E il PD e la sinistra in generale devono riflettere molto bene su quello che ci stanno, sui danni che stanno facendo. Diventare il partito che porta l'Islam nei comuni, nelle province e all'interno dello Stato, è davvero un modo gravissimo di non servire il nostro popolo. Allora, io mi permetto di leggerti un messaggio arrivato al 340-670-9659 da parte di Angelo, un nostro ascoltatore, che un po' equivocando scrive: ma la candidatura PD-Islam non è incostituzionale, non esiste reciprocità tra le due religioni, l'Islam è una dittatura di fatto. A parte il fatto che nessuno in Italia può essere discriminato per la propria religione, è sempre Costituzione alla mano, è permesso il libero culto purché non contrasti con il buon costume. Qui il problema è quello che sta succedendo, che è successo in Inghilterra, che è successo in Francia, che succede in Belgio.
Cioè c'è qualcuno che sfrutta i diritti e le libertà costituzionali laiche occidentali per arrivare a imporre uno Stato che è una teocrazia esattamente come Esatto. l'Iran. Vanno Ma infatti, a una nuova legge attraverso la legge. Capito qual è il come punto? dici O mi tu, sbaglio, cioè, Anna? il diritto, è come dici tu, il diritto di culto non ha niente a che vedere con questa questione. Il diritto di culto è sacrosanto, ma dice il Consiglio di Stato nelle sentenze con le quali ha detto che noi, ad esempio, io da sindaco ne ho chiuse 3 che avevamo ragione, con sentenza definitiva del massimo organo della giustizia amministrativa, dice il diritto di culto è soggettivo, quando è collettivo deve rispettare la legge. Qui questa questione non ha nulla a che vedere, anzi, cioè non è possibile dire porto Allah, mi candido, porto Allah in comune perché dentro entro con la teocrazia, non con la democrazia, cioè confondo la religione, gli islamici attraverso il PD, perché sono candidati con il PD, confondono il governo ed è quello che vuol fare l'Islam politico. Ma guarda, il report che l'intelligence francese ha presentato a Macron dice questo proprio, e l'obiettivo che hanno, e sono molto ben introdotti ovunque, in Italia, in Francia, in Belgio, è ormai veramente una situazione drammatica, ma sono molto ben introdotti anche in Italia, ovunque nel tessuto sociale, anche nelle associazioni eccetera. Dice 2 cose, dice hanno l'intelligence, non quindi la politica, hanno l'obiettivo di applicare la Sharia e vogliono sovvertire, usa questo termine, il sistema democratico. E qual è il modo migliore se non entrare dalla porta principale nelle istituzioni? Questo, quello che il PD e la sinistra consentono di fare. Ecco, io chiudo questa nostra conversazione con il cablo numero 09 RPO Dubai 379A del 14 settembre 2009, lo trovate su Wikileaks, perché questo è un sermone pronunciato dalla buonanima, si fa per dire, dell'Ayatollah Ali Khamenei. E l'Ayatollah Ali Khamenei diceva questa cosa, aprite bene le orecchie: quando la religione è separata dalla politica, essa diventa immorale e secolarizzata. Capito? E come si cura la corruzione di una società? Autocontrollo, pietà, continua pulizia morale di amici e famiglia. Se avviene che un funzionario del governo non rispetta queste regole, il problema è più grave perché colpisce la società. Chiaro? Giustizia e religione che promuovono condizioni sociali, economiche e politiche migliorano la possibilità di rispondere ai nostri nemici. Ma ricordate, lo diceva l'Ayatollah Khamenei, quando la religione è separata dalla politica diventa immorale e secolarizzata. Quando invece noi... Prego. Guarda, no, volevo solo aggiungere che in realtà in quel caso gli sciiti ritengono, come sappiamo l'Iran è degli sciiti prevalentemente, Sì. loro ritengono che gli ayatollah siano gli Allah in terra, ed è per questo che i ragazzi, che conosco abbastanza numerosi, e le ragazze iraniane che studiano anche da noi o lavorano da noi da tempo, sono andati scappati dalle famiglie e le hanno lasciate là, povere, a combattere con questo regime autoritario. Loro ti raccontano che quando combatti l'ayatollah per loro sei morto, perché è ribellione è come contro combattere Dio. Allah. Esatto, è reato di ribellione contro Dio, c'è la pena di morte, ti impiccano a una gru. Sì, ma avviene questo, Esatto, perché secondo la dottrina della Repubblica Islamica dell'Iran, esso è il governo di Dio, e il governo di Dio... Beh, questo dicono gli Kissinger, sciiti ritengono che gli ayatollah siano appunto Allah, e quindi ogni azione a danno, diciamo, anche solo verbale, a danno di questo, viene punita con l'impiccagione, o nel periodo in cui tanti giovani cercavano di ribellarsi, con degli spari in testa, purtroppo uccisioni frequenti. Quindi noi adesso è chiaro che la situazione qui non è, per fortuna e di Dio, e non speriamo non sia mai simile, no? Ma noi dobbiamo fare molta attenzione. Fa rabbia che partiti di sinistra per avere dei voti in più svendano un paese, ecco, questo è intollerabile.
Pienamente d'accordo. E comunque è principio da più di 250 anni dall'illuminismo che la politica deve essere separata dalla religione. Certo, fondamentale. E vi ricordo che lo stesso Cristo nel Vangelo dice a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che è ben diverso da quello che certi candidati vi raccontano. Per cui traete le vostre conclusioni. Anna, grazie come sempre del tuo tempo. Grazie a te, grazie a voi, a tutti. Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora. Noi adesso ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo niente po' di meno che gli occhi miei, Casey and the Sunshine Band, Boogeyman del 1976. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's never too soon. So wanna please you, so wanna keep you, so wanna do it all for you. I wanna be your brother. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. Oh, it's never too soon. So I wanna take you, so I wanna hold you. I wanna give my all to you. And I want you to completely understand where I'm at and where I am. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, loro erano Casey and the Sunshine Band, Boogeyman del 1976. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Marin, video pillole e molto altro ancora. Vi ricordo 340-670-9659 per le vostre zappe, oppure 0292947222 anche da adesso per le vostre telefonate. Alle 19:10 avremo un secondo faccia a faccia con il professor Luigi Curini, politologo dell'Università Statale di Milano. Ma adesso, Natalia, se sei pronta, manda pure l'immenso e implacabile Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. È abbastanza probabile che negli Stati Uniti un presidente della Repubblica venga colpito da un attentato, ma 3 attentati in soli 2 anni di mandato, come sono quelli che sono capitati a Donald Trump, sono largamente al di sopra di ogni media.
Che cosa sta succedendo? Luigi Curini, ordinario di Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, una spiegazione ce l'ha. Curini infatti dice che c'è una dinamica preoccupante che purtroppo oggi attraversa diverse democrazie occidentali e che consiste nella trasformazione dell'avversario politico in un nemico assoluto. Molto bene, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, le 19:06 minuti e 19 secondi. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera signor Tonino Lisetta. Oh mia cara! Allora, io non ne posso più di questa notizia qua che ho sentito al telegiornale. Sì, Questi dica. giudici, signor Tonino, hanno il cuore con il pelo. I poveri genitori della famiglia Del Bosco hanno preso da incapaci e non idonei. Allora io vorrei capire, per fare i genitori bisogna avere la laurea? Che vergogna, questi giudici, questa è la giustizia italiana. A questo punto mi vergogno di essere italiana. Io vorrei vedere in un altro Stato come agiva la giustizia di questo caso qua. La saluto e buonasera. Come agiva la giustizia? Ma guardi, c'è stato un tempo in cui eravamo una dittatura e scrissero nel codice civile che i figli vanno educati secondo il sentimento nazionale fascista. Dovrebbe essere l'articolo 140, è ancora lì, non è stato esplicitamente abrogato, ma è di fatto abrogato perché siamo diventati una repubblica, la Costituzione dice tutt'altro. Io penso che fare il genitore non c'è il libretto di istruzioni, è un impegno serio. Se non sei in grado di farlo, tanto vale che i figli vadano in affidamento o vadano in adozione. Ma mi pare che questi stessero tentando di fare i genitori. Non ho altro da aggiungere su questa storia. Altre zappe che voi avete mandato al 340-670-9659, ma invece di cercare nuove leggi non sarebbe più facile eliminare tutte quelle che facilitano il loro arrivo? Marco da Livorno. Marco, io ti vorrei ricordare che questo paese ha un centro in Albania che per quasi tutta la durata di questa legislatura questo governo non ha potuto utilizzare perché ci sono stati corsi e ricorsi giuridici, non storici, fino a quando qualcuno a Bruxelles ha dato ragione al governo italiano. Per cui di che cosa vogliamo discutere? Poi siamo andati a votare al referendum per la separazione delle carriere, ha vinto il no, quindi Angelo, a questo punto mi viene il dubbio che PD e sinistra siano finanziati dall'Islam, Qatargate più vasto. Questo io non entro in argomento. Dani da Como, ciao cara, ciao Antonino, ma non dovrebbe intervenire il presidente Mattarella visto che si dice difensore della meravigliosa Costituzione italiana e del popolo sovrano? Cioè che cosa dovrebbe dire? Che i cittadini di religione islamica non si possono candidare? Ma questo è contro l'articolo 3 della Costituzione. Vedi come il gioco è sottile, cara Dani. Non la risolviamo con uno slogan. Attenzione. Va bene, le 19:09 minuti e naturalmente abbiamo il professor Curini e naturalmente tra poco dovremmo averlo al telefono. Andiamo a vedere. Visto che abbiamo avuto un problema con l'apparecchio, prova a rimandare pure Magnaschi, per favore, grazie. È abbastanza probabile che negli Stati Uniti un presidente della Repubblica venga colpito da un attentato, ma 3 attentati in soli 2 anni di mandato, come sono quelli che sono capitati a Donald Trump, sono largamente al di sopra di ogni media. Che cosa sta succedendo? Luigi Curini, ordinario di Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, una spiegazione ce l'ha. Curini infatti dice che c'è una dinamica preoccupante che purtroppo oggi attraversa diverse democrazie occidentali e che consiste nella trasformazione dell'avversario politico in un nemico assoluto.
Ma il nemico assoluto, essendo tale per definizione, non merita solo di essere contrastato, ma merita di essere abbattuto, fatto fuori, eliminato. Costui, infatti, per costoro non è uno dal quale si dissente, ma è qualcuno che incarna il male e che, come tale, merita di essere fatto fuori. Un ragionamento questo che uccide la democrazia e la società libera, mentre tutti fanno finta di niente. Ecco, e il professor Curini suddetto è al telefono con noi. Buonasera professore, bentornato. Buonasera e grazie per l'invito. Immenso, guardi, meno male che ogni tanto ci si sente dal vivo e a voce. Professore, allora, visto che lei è il lupus in fabula della situazione, io lo dicevo qualche giorno fa qui in trasmissione, non è che dicendo Trump è pazzo risolviamo il problema, qui ci vuole un'analisi politica. Perché mi pare che a furia di dire Trump è pazzo, non ci sono re in America, l'America è una dittatura fascista, in America non si è liberi, poi si alza il primo fesso che è in grado di procurarsi a shotgun, il fucile a pompa, manco fossimo dentro il videogioco Doom a cui giocavamo negli anni 90, e si mette in testa di ammazzare praticamente mezza amministrazione, perché quella che che voleva fare fuori era praticamente quasi tutta la catena di comando civile e militare americana. O sto dicendo un'eresia? No, ahimè, coglie un punto, un aspetto fondamentale, cioè nel senso che nel momento stesso in cui la controparte non è più vista come un avversario, ma come un nemico, nel momento in cui la controparte viene delegittimata della sua posizione politica, del suo ruolo all'interno del contesto democratico, perché quando si accusa la controparte di essere un novello Hitler che vuole instaurare una dittatura, automaticamente si pone la controparte fuori dall'arena democratica. In quel momento si lascia da parte della dialettica politica e si rischia di legittimare le azioni che in questi anni, ahimè, abbiamo visto, e per quello che ritorna sul punto della polarizzazione affettiva. C'è una situazione in cui questo tipo di visione della controparte ha assunto dei toni oramai decisamente fuori controllo, e mi lascia aggiungere due brevissime cose, brevissimi punti. Il primo è che io ho sentito molto spesso i commentatori dire che ma ammettiamo che c'è questa forte polarizzazione affettiva, ma è tutta colpa fondamentalmente di Trump. È lui che ha alzato i toni talmente tanto che ha prodotto come reazione quello che noi abbiamo visto, cioè toni decisamente sopra le righe da parte del mondo progressista, che a sua volta ha catenato tutto il resto. Bene, in realtà tutti i dati mostrano che l'inizio di questa, quello che abbiamo chiamato polarizzazione affettiva, di questa lotta tribale, non nasce con Trump, nasce prima, nasce e coincide con la prima amministrazione Obama. È lì che tutti i dati mostrano che questa tensione, che al limite questa tensione di guerra civile latente fra mondo democratico e mondo repubblicano inizia a esplodere in modo importante. Quindi questa situazione emerge nella società americana prima di Trump, quindi non possiamo far ricadere a Trump colpe di qualcosa che accade prima dell'avvento dello stesso Trump in politica. Questo è il primo punto che mi preme sottolineare. Il secondo punto è che questa polarizzazione affettiva, quindi questa reduzione della controparte a un nemico in qualche modo da battere, certamente è diffusa sia a sinistra che a destra, ma sempre i dati, perché ci piace giocare con i dati, mostrano che c'è una simmetria oramai evidente tra sinistra e destra, cioè la percentuale di persone progressiste che legittimano il ricorso alla violenza
in determinate circostanze contro la controparte è molto superiore rispetto a quelli a destra, e il dato che dovrebbe farci preoccupare è che questa differenza, questa legittimazione della violenza nell'arena politica è molto più forte tra i giovani a sinistra. E qua è un punto importante, perché se sono i giovani che incominciano a vedere in modo non banale, perché le percentuali mostrano che sia una minoranza quella che legittima l'utilizzo della violenza come strumento all'interno dell'arena politica contro la controparte, ok? Ma è una percentuale minoritaria ma non banale. Ora, e se sono i giovani, e qua è il problema, perché se sono i giovani significa che questi sono stati socializzati in un certo modo e porteranno avanti nel tempo questa forma mentis. Ed è qua che secondo me ci dovremmo fare una riflessione, al di là, oltre a tutto quello che abbiamo sentito, che in qualche modo sottolineavano le colpe di Trump, la sua pazzia e via dicendo, come se per 3 volte rischiare di prendersi delle pallottole addosso in realtà fosse colpa di chi le ha prese e non di chi invece le ha sparate. Questo sicuramente. Professore, ma questa non è in fondo la radice di una nuova guerra civile americana? E c'è un grande dibattito a riguardo. Guardi, secondo me la società americana, diciamo la pancia della società americana in questa grande democrazia molto policendrica è in qualche modo lontana da quello che di cui abbiamo discusso. È qualche cosa che tocca una minoranza di cittadini americani, ripeto, in questo momento più a sinistra che a destra, chissà poi nel futuro. Una minoranza, ma noi ben sappiamo, perché l'abbiamo vissuto negli anni 70 in Italia, giusto per citare qualche cosa che sta a noi vicino, in cui anche una minoranza può produrre molti danni, non solo in termini di violenza politica che utilizza, ma anche in termini delle conseguenze politiche che una minoranza può produrre con le proprie azioni. Quindi, sì, si rischia una guerra civile latente tra minoranze agguerrite che hanno chiaramente dei collegamenti all'interno, che sfruttano all'interno di istituzioni importanti, e qua in qualche modo dovrebbe farci riflettere la cosa. Professore, a questo punto provo a muovermi su questo lato dell'Atlantico. Allora, in questo paese la destra è andata al governo e Enrico Letta ha fatto il giro delle cancellerie dicendo che avremmo avuto il rischio democrazia. Il 25 aprile è stato qualcosa di osceno quest'anno e si continua ogni volta a ministri appesi a testa in giù, tipo il povero Valditare e così via. L'infezione americana sta arrivando pure qua o è già arrivata ed è in atto? Beh, diciamo che, guardi, se mi lascia dire una battuta, il problema è che se noi consideriamo l'etichetta fascista, è un'etichetta che va di gran moda in un'area ideologica e viene sempre utilizzata. Adesso Cossiga era fascista, Silvio Berlusconi era fascista, Matteo Salvini è fascista, Giorgia Meloni è fascista. Se torniamo ancora indietro del tempo, Tambroni era fascista, De Gasperi un po' borderline, Andreotti, e possiamo andare avanti molto. Cioè, l'idea è che è una etichetta che viene utilizzata per la controparte ogni volta che la controparte è una controparte che rischia di vincere le elezioni contro la sinistra. Quindi questo è il primo punto. Quindi in realtà questo tipo di utilizzo dialettico che in qualche modo, ripeto, qual è l'obiettivo dell'utilizzare l'etichetta fascista? L'obiettivo di utilizzare l'etichetta fascista è delegittimare per costruzione la parte opponente, è il disconoscere la parte opponente come un avversario su cui possiamo avere di idee diverse su programmatiche, ma che compete nella stessa arena democratica. No, l'etichetta fascista per definizione fa venire meno questa possibilità. Quindi in qualche modo l'utilizzo della retorica
per delegittimare la controparte, diciamo che da noi in Italia ha una lunga tradizione, ahimè, e che ha anche portato, come abbiamo ricordato prima, ad esempio negli anni 70, molti giovani a compiere delle azioni che in qualche modo inviavano a che cosa? Inviavano ancora una volta l'utilizzo della violenza come strumento legittimo all'interno dell'arena politica. Perché? Perché la controparte è una controparte che è talmente aliena da me che, rappresentando il male assoluto, merita di essere cancellata. Fin quando rimaniamo in questa forma mentis, il rischio di attentati contro personaggi politici, il rischio dell'utilizzo del degrado del dibattito pubblico, il rischio del degrado della convivenza civile tra persone che hanno idee opposte è sempre, ahimè, una possibilità. Professore, per finire un'ultima cosa. La figura del presidente Trump. Qui in Italia, a leggere i giornali, pare che l'Iran stia stravincendo la guerra. Trump viene tenuto fuori dai briefing dei militari, Trump straparla, Trump va a vanvera, Trump non è creduto dai MAGA, però a me pare che petrolio iraniano in giro non ne stia andando, quel paese sia sull'orlo di un collasso, e tutto questo senza aver sparato più un colpo di cannone. O è un pazzo, o è un cretino, o è un genio, cioè io non mi spiego altro. Lei come la vede? Io vedo che anche su questo punto, diciamo così, che molti commentatori, compreso molti colleghi, non riescono a stare lontano da una certa narrazione manichea che vede ancora una volta in Trump, di volta in volta, o un pericolo per la democrazia o comunque un matto, un pazzo, qualcuno che non è in grado di pensare a una strategia. Al contrario, secondo me, Trump e l'amministrazione Trump sta portando avanti un chiaro disegno strategico, che è, tra le altre cose, un chiaro disegno strategico che non è figlio di oggi, ma è figlio della precedente amministrazione Trump, e non solo, perché già si cominciava a discutere durante il finale del secondo mandato Obama. L'obiettivo degli Stati Uniti è uccidere il bambino nella culla, dove uccidere il bambino nella culla è impedire il rafforzamento della Cina sullo scenario internazionale, per evitare che diventi una vera minaccia per gli Stati Uniti, per il potere degli Stati Uniti sempre a livello internazionale. E la strategia che sta portando avanti Trump è chiaramente diretta a questo. Via Maduro nel Venezuela si colpisce il traffico di petrolio pesante verso la Cina. Blocchiamo lo stretto di Hormuz, e chi è che colpiamo? Perché chi è il principale mercato per il greggio iraniano? La Cina. Poi, notizia di qualche settimana fa, rafforziamo i legami militari con l'Indonesia e controlliamo lo stretto di Malacca. E perché controlliamo lo stretto di Malacca? Perché da lì passa gran parte delle navi commerciali che sono dirette verso la Cina per portargli rifornimenti energetici. Trump chi dovrà andare a incontrare tra qualche settimana? Il presidente della Cina, e quando andrà il presidente della Cina sarà più in difficoltà rispetto a quello che sarebbe stato in presenza di altre scelte politiche. Quindi secondo me il disegno è chiaro, non sappiamo se avrà successo o meno. C'è una chiara strategia, e nel momento che c'è una chiara strategia, definire tutto questo mosse semplicemente di un matto, di qualcuno che non sa quello che sta facendo, è secondo me non solo ideologicamente sbagliato, ma è analiticamente povero. Perché ci impedisce di comprendere meglio fatti importanti che stanno accadendo. Pienamente d'accordo, anche perché tra 22 giorni, quando tutti i serbatoi saranno pieni e gli scoppieranno gli oleodotti, io mi voglio sedere col popcorn e ridere, perché se davvero questa è la grande vittoria iraniana, io ho un altro concetto di vittoria, non so lei, ma io sì.
Quindi. Concordo in pieno. Ecco, è bello sapere che siamo già in due. Professore, grazie del suo tempo. Grazie a lei Antonino, grazie mille. E risentiamoci presto con più calma. Grazie ancora davvero. Grazie, arrivederci. Di nuovo. E allora io ringrazio il professor Curini, che è il mio antidoto all'acciambellarmi come fanno i cani e morire intellettualmente a me stesso, e spero insomma che questa conversazione sia stata alquanto chiarificatrice per tutti noi. Poco da dire, qui è solo questione di ticchettare. Vedete, il vecchio nel 1962 a Cuba fu chiamata quarantena. Non potevano chiamarlo blocco navale perché un blocco sotto il profilo del diritto internazionale è un atto di guerra, ma la guerra qui è già in corso, per cui lo chiamiamo blocco. E fino ad ora circa 38 navi iraniane non hanno potuto lasciare né i porti né le coste dell'Iran per trasportare. Sì, qualcuna è riuscita a passare, come no? Tant'è vero che ieri Iran International faceva un'analisi dicendo più che un blocco sembrerebbe un collo di bottiglia. Ma vedete, 300 milioni di euro al giorno di perdite sono un bel problema, perché sono 300 milioni di euro ogni giorno che non entrano nelle casse del governo. E sapete che i Pasdaran non prendono stipendio da 3 mesi? In una nazione nella quale internet è down, gli ATM e i bancomat sono scassati. Quindi se vuoi i soldi devi andare in banca. Non ti pagano lo stipendio. Tra l'altro pare proprio che Pezeshkian, il presidente iraniano, un paio di settimane fa, avesse detto disperata a Galibaf e soci: ragazzi, guardate che qui fra 3 mesi non saremmo più in grado di pagare più nulla. E pian piano l'orologio ticchetta. A Trump che cosa gliene frega, in fondo? Lui sta lì, vedete, non stanno bombardando. No. Ci sono aerei in volo? No. Ci sono navi che lanciano missili, sottomarini? No, niente di tutto questo. È solo questione di tempo. Tic, tac. Tic, tac. Petrolio in uscita dall'Iran? Zero. Sapete che oggi è uscita la prima gassiera, la prima nave carica di gas naturale liquefatto da Hormuz ed è diretta verso l'estremità sud dell'India? Sapete da dove viene? Da Abu Dhabi. Ha caricato negli Emirati Arabi Uniti. Ah, a proposito, vi do una notiziola. Oggi gli Emirati Arabi Uniti hanno detto ciao ciao all'OPEC, cioè al cartello dei paesi produttori di petrolio, quindi non hanno più le quote, non devono più rispettare le quote. E sapete che hanno fatto? Hanno aperto tutti i rubinetti dell'oleodotto che bypassa Hormuz e sbocca direttamente all'Oceano Indiano. 2 milioni di barilazzi di petrolio che arriveranno dentro capienti stive di petroliere, ben lontane da missili e scassa-cabasisi iraniani. Sapete che significa più petrolio? Se c'è più petrolio sul mercato, no? La legge della domanda e dell'offerta, magari qualche soldino lo recuperiamo alla pompa di benzina, così per dire. Bene, le 19:28 minuti e 40 secondi. Nel frattempo, ecco, qui c'è su X il Dipartimento di Stato per il segretario Rubio. Lo stretto di Hormuz è sostanzialmente l'equivalente di una bomba atomica nucleare che l'Iran sta provando a usare contro il mondo. Loro stanno tentando di tenere ostaggio l'economia mondiale. Immaginate se questa gente avesse l'accesso a una bomba atomica. Se ne servirebbero e come. Però qui in Italia abbiamo quelli che vanno con le bandiere della Palestina, cioè degli utili idioti di Teheran, cioè Hamas, vanno in giro, quella banda di assassini, vanno in giro a dire che bisogna difendere l'Iran che è stato attaccato e che l'Iran è uno stato sovrano. Va bene, ok, grazie, è stato un piacere. Oh, infine, ma sì, dai, diamoci un po' a cose di lusso, che noi siamo gente di lusso. Vi porto alla Casa Bianca, la regina Camilla e Melania Trump è in corso la visita, lo sapete. Hanno seguito un evento sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione, hanno incontrato degli studenti che indossavano dei caschetti di realtà virtuali e degli occhiali a intelligenza artificiale
che hanno usato per esplorare, per esempio, siti culturali come Stonehenge e Buckingham Palace, e lo hanno fatto a distanza, direttamente dalla Casa Bianca a Washington. La signora Trump era molto contenta. Oggi studenti da tutto il mondo possono visitare dei siti storicamente importanti, conoscere il passato e ispirarsi. I nostri ragazzini non hanno bisogno di prendere degli aerei per sperimentare la storia, possono avere un'esperienza educativa che è fondamentalmente più ricca e più memorabile di prima, attraverso la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale. Però sì, era più bello quando si andava in gita. Le 19:30, pausa, e poi ci sentiamo un altro bel pezzo. Andrea True Connection, More, 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 del 1976. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Antonino. E allora, grazie Natalia, alle 19:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, la puntata numero 1183 di oggi, 28 aprile, martedì 28 aprile 2026 di Zoom. Bella gente, allora avete ascoltato Andrea True Connection, More, 1976, un pezzo che venne registrato per rompere la noia del passaggio di un uragano sull'isola tropicale, dove Andrea True, che nella vita aveva fatto anche la pornodiva, si annoiava, aveva iniziato sta carriera di cantante e quindi incise questo pezzo che poi è rimasto negli annali della disco music. Ladies and gentlemen, 0292947222, il telefono è aperto.
oppure 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia. Sì, siete sempre i benvenuti. Andiamo a dare un'occhiatina adesso ad ANSA e BBC. La BBC, tra l'altro, io veramente... Trump ha tenuto questo discorso, sapete che ieri è arrivato Re Carlo, io mi sono visto la diretta ieri notte, prima su Sky News, poi sulla sulla Fox, e già che ci siamo, vabbè, gli inglesi erano tutti quanti impauriti perché la speranza era recuperare il rapporto con l'Inghilterra, con l'America, il rapporto, diciamo così, amichevole, la relazione speciale, tutto quello che volete voi. Il presidente oggi pomeriggio ha ricordato che non esiste al mondo un più grande amico dell'America nella figura dell'Inghilterra, qua là, insomma, grandi shake hands, grandi strette di mano, grande amicizia, grande vicinanza, per cui pare che le cose, insomma, stiano andando molto bene per quanto riguarda la visita di Re Carlo, che tra l'altro stasera dovrebbe pronunciare un discorso, uno storico discorso al Congresso degli Stati Uniti d'America, anche perché quest'anno, lo sapete, l'America festeggia i suoi primi 250 anni. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Michele, che fine avevi fatto? Ho realizzato un viaggio su Marte. Beato te. Dici tutto. Bonsoir. Il punto di Michele Caruso. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va? Tout va bien? Ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time mezzi fatti, conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà. E adesso? Il punto di Michele Caruso, vai. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov. Farnesina convoca ambasciatore, il famoso anchorman noto per le sue posizioni vicine al Cremlino dello zar Putin, attaccato dalla TV moscovita di Stato, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendola come una cattiva donnuccia e accusandola di aver tradito Trump, al quale precedentemente ha verità. La Premier, dal canto suo, alla propagandista che non può dare lezioni. Sono stati tanti gli epiteti volgari con cui è stata apostrofata la Premier Giorgia Meloni, da idiota, fascista, il peggio della razza umana, bestia umana, puttana, anche a donnuccia cattiva, brutta provinciale. Potrebbero aprire dunque un nuovo campo diplomatico tra Italia e Russia, le parole di Vladimir Solovyov, uno dei più noti conduttori televisivi della TV di Mosca, che durante la trasmissione ha insultato pesantemente la nostra Premier Giorgia Meloni, proprio a proposito della guerra russo-ucraina, per gli aiuti umanitari, per gli armamenti all'Ucraina. L'uomo anchorman celeberrimo è tra i principali propagandisti del Cremlino, ha attaccato duramente la Presidente del Consiglio Meloni con parole ed epiteti volgari. Dopo quanto accaduto, la Farnesina ha mosso una chiusa, distante da qualsiasi voglia Iubris ad hoc, ha deciso così di chiamare l'ambasciatore russo a Roma, a confermarlo Fritz, il ministro degli esteri, la Farnesina, proprio Antonio Tajani. Ha fatto convocare al ministero l'ambasciatore russo Paramanov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Solovyov sulla televisione russa nei confronti della nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la sua solidarietà e vicinanza. Il messaggio della Premier, come per declinare anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha espresso indignazione per le volgari parole del conduttore russo. E allora io mi porrei ecco un po' una questione, che intanto i rapporti diplomatici già precari tra Russia e l'Italia vadano scricchiolando sempre più. L'Europa è entrata in guerra diretta con noi, ha detto
l'ho sentito delle dichiarazioni di Merkel, ha iniziato il giornalista russo nel corso della puntata del programma Contact, poi sono arrivati spesso in italiano parlando di Meloni come di una vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, una cattiva dommuccia, e apostrofandola come tutta Meloni. E poi in riferimento agli ultimi contatti tra la Premier italiana e il presidente statunitense ha aggiunto che questa Meloni, che ha un fascista, ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi, ma il tradimento è il suo secondo nome, è il Trump, al quale precedentemente aveva dato fedeltà. Meloni parla invece di un propagandista di regime che non può dare lezioni, che lei continua per la propria strada, noi diversamente da altri non abbiamo figli, non abbiamo padroni, non abbiamo ordini, la nostra bussola assicura Premier il resto della sola l'interesse dell'Italia e continueremo a seguirla con orgoglio come una faccia dei propagandisti di ogni latitudine. Ma si può parlare in questi termini a una TV di Stato russa, insultando, offendendo, schernendo, deridendo, finanche aggredendo la Presidenza del Consiglio di uno Stato di diritto come l'Italia? Un tuo parere sarebbe gradito da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te, ma di che cosa dobbiamo parlare? Di uno che fa l'anchorman per Putin in una televisione nella quale tu non puoi dire che c'è una guerra in Ucraina perché ti arrestano e ti licenziano, come è successo a una collega che è dovuta scappare, in un paese nel quale non esiste la benché minima libertà d'espressione perché solo sulla carta. Cioè, di che cosa dobbiamo parlare? Di chi? Del nulla? Di uno che alla fine sì, ha fatto questo spettacolo e ora che l'ha fatto, lui resta quella roba là, Giorgia Meloni resta Giorgia Meloni. Questa è la differenza. Vedi Michele, nella vita ognuno di noi finisce per non piacere a qualcuno e diciamo così, capita che la nostra dignità, succede a tutti, capita che la nostra dignità, anche mentre io vi sto parlando, sia violentata nel modo più infame nelle chiaviche mentali di qualcuno. Qual è la soluzione davanti a una cosa del genere? Molto semplicemente non permettere a queste chiaviche mentali di vomitare il loro odio su di voi. Perché vedete, l'odio è corrosivo. Se voi accettate l'odio da una persona, voi aprite un canale, è come se voi apriste un rubinetto. Il problema è che voi non siete scafati e non siete preparati a quell'odio che magari sedimenta da tempo. E quindi quell'odio vi distrugge, perché voi tenterete di odiare in cambio, sprecherete le vostre migliori energie e forze per odiare quella persona, ma non ce la farete, perché quello ha il vantaggio di essere arrivato prima. E vi distruggerete, perché finirete per distruggervi. Allora chi è che vince davvero quando c'è qualcuno che odia? Chi non odia. Perché l'odio è corrosivo, ma se non riesce a trovare quel rubinetto per poter uscire, automaticamente corrode chi lo porta e si devasta da solo. Questa è la cosa più semplice, non c'è bisogno di altro. Vorrei concludere con una poesia, va, chiudiamo con una bella poesia, perché se la poesia è balsamo, se la poesia è fuoco, allora essa è necessaria. Di Trilussa, La colomba. Incuriosita de sapè che c'era, una colomba scese in un pantano. Si inzaccherò le penne e buonasera. Un rospo disse, commarella mia, vedo che pure te caschi nel fango. Però non ci rimango, rispose la colomba, e volò via. Dopo di noi andrà in onda alle ore 20 Aria Fritta, domani alle 7:30 come sempre la rassegna stampa di Semivarin. Se avrete voglia ci ritroverete alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con la puntata numero 1184 di Zoom. La canzone con cui ci salutiamo stasera è di Luciano Ligabue del 2010, Buonanotte all'Italia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.